Il protocollo di monitoraggio messo a punto dall'unità organizzativa fitosanitaria della Regione Veneto e l'Università di Padova, Dipartimento DAFNAE, prevede il conteggio degli individui di cimice asiatica che vengono attratti da un feromone di aggregazione posizionato in prossimità di una trappola costituita da un foglio con colla entomologica. Il monitoraggio della cimice asiatica prevede l'utilizzo di trappole attivate con feromoni di aggregazione. Questi feromoni sono delle sostanze sintetiche che sono simili a quelle rilasciate naturalmente dalla cimice e che la cimice utilizza per attrarre individui della stessa specie in un determinato ambiente. In particolare i feromoni di aggregazione determinano una risposta da parte dell'insetto attratto che non è quello di attirarli esattamente nel punto in cui viene rilasciato il feromone di aggregazione, ma in un'area circostante in cui troviamo un numero più elevato di insetti che poi nel monitoraggio andiamo a conteggiare. Il protocollo messo a punto dall'unità organizzativa fitosanitario della Regione Veneto e Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova viene applicato da tecnici frutticoli operanti nel territorio, in particolare afferenti a conf cooperative, dal personale dell'unità organizzativa del fitosanitario e anche dal personale dell'Università di Padova. Questo protocollo prevede l'applicazione, il conteggio degli insetti attorno alla trappola, sulla trappola e nella vegetazione circostante, anche mediante l'impiego di un ombrello entomologico. Questo viene posto sotto la vegetazione che viene fatta scuotere e su queste poi vengono raccolti gli insetti che successivamente vengono conteggiati e i dati inseriti mediante un'app in un sistema che permette la condivisione dei dati in tempo reale. I dati poi vengono elaborati e resi disponibili in un sito, nel sito del nostro dipartimento e in una pagina web dedicata. Questi dati poi vengono utilizzati dall'unità organizzativa fitosanitario per la predisposizione del bollettino fitosanitario e poi il bollettino cimici distribuito anche da Veneto Agricoltura. Una volta raccolti gli insetti, questi vanno conteggiati individuando se sono stadi giovanili o adulti e i dati raccolti vanno inseriti nell'app apposita. L'app prevede l'identificazione della trappola che è georeferenziata. Una volta selezionata il sito dove si trova la trappola, si inseriscono i dati in questo modo. Nuovo rilievo, si inseriscono i dati, in questo caso un giovane e 2 adulti.